Sfumano i minuti di recupero, una vittoria che per l'Atletico Messina avrebbe avuto il peso dell'oro. Al termine di una gara intensa e ricca di episodi, i biancoazzurri dello Stretto si fanno rimontare dall'Asci Sant'Antonio, terza forza del campionato, che riesce ad acciuffare il pareggio proprio allo scadere. Finisce 2-2, un risultato che lascia l'amaro in bocca ai padroni di casa, ma che consente comunque alla formazione messinese di muovere la classifica e restare in terzultima posizione. Il match si apre con gli ospiti subito pericolosi. Al 22esimo Previti deve intervenire per evitare la sorpresa. Passano appena 2 minuti e arriva la risposta dell'Atletico. Tutto nasce da un lungo rilancio proprio dell'estremo difensore biancoazzurro. Il pallone arriva a Muro, che controlla, entra in area e con un sinistro chirurgico trova l'angolino alla sinistra del portiere ospite e l'1-0, e per Muro si tratta della seconda rete in campionato. L'Atletico prende fiducia e continua a spingere. Al 37esimo arriva anche il raddoppio, punizione battuta ancora da Muro e deviazione vincente di Bancheri, che indirizza il pallone in porta facendo esplodere i tifosi di casa. Gli ospiti però non restano a guardare e provano subito a riaprire la partita. Barbagallo ci prova su calcio piazzato, ma Previti riesce a disinnescare la conclusione. Nella ripresa è l'Asci Sant'Antonio a partire forte. Gallo lascia partire una botta che costringe Previti a un intervento impegnativo. L'Atletico risponde immediatamente in contropiede e avrebbe l'occasione per il terzo gol, ma il sinistro di Di Natale viene bloccato dal portiere Biondi. Al 55esimo Muro è costretto a lasciare il campo per infortunio e al suo posto entra il classe 2007 Parisi. La squadra allenata da Russo aumenta progressivamente la pressione. Al 60esimo Massarelli ci prova con il sinistro deviato e parato in tuffo da Previti. Poco dopo è Sciuto a tentare la conclusione dalla distanza, pallone che sfila alla destra del portiere biancoazzurro. L'Asci continua a spingere, Sciuto calcia una punizione dalla destra e trova lo stacco di testa di Bella, ma Previti si supera ancora rifugiandosi in angolo. Dal corner successivo i catanesi restano pericolosi e l'estremo difensore dell'Atletico è ancora decisivo, prima bloccando e poi respingendo anche la successiva punizione dal limite battuta dal capitano Gallo. La partita resta nervosa. Al 75esimo il direttore di gara estrae un rosso diretto nei confronti di un dirigente dell'Asci Sant'Antonio per proteste. La gara però cambia poco dopo. Al 74esimo l'arbitro giudica falloso l'intervento di Tiano sul Licciardello e indica il dischetto. Dagli 11 metri Gallo è freddo, destro preciso, Previti spiazzato e risultato che diventa 2-1. Nel finale l'Atletico prova a reagire. All'85esimo Capizzotto di testa serve Thiago Silva, che impatta in tuffo, ma la palla sfila di pochissimo a lato. 3 minuti dopo è Lembo a provarci su calcio piazzato, ma Biondi risponde presente. Quando la partita sembra ormai indirizzata verso il successo dei padroni di casa arriva la beffa. Al 91esimo Cannone lascia partire una staffilata da fuori area che si infila dove Previti non può arrivare. È il 2-2 che scatena la gioia incontenibile dei catanesi. Nel finale si accendono gli animi, espulso Cucè nell'Atletico per doppia ammonizione e allontanato anche il preparatore dei portieri Imbesi. Il triplice fischio sancisce così un pareggio che pesa soprattutto per i biancoazzurri. L'Atletico Messina sale a quota 18 punti restando in terzultima posizione, mentre l'Asci Sant'Antonio sale a 43 e consolida il terzo posto in zona playoff.